Nicola, allora raccontaci un po' dell'esperienza della vostra azienda e a che punto siete arrivati, perché siamo ormai al settimo anno di Sì, ospitalità in Fornace. esatto. Siamo una startup perenne. Diciamo che siamo nati a fine 2008 con l'obiettivo di fornire servizi innovativi alle imprese. Quindi diciamo la nostra innovazione è prevalentemente fatta assieme alle imprese che sono i nostri clienti. Imprese che sono aziende manifatturiere e che hanno la volontà di diventare eccellenti sia sul lato dei processi interni che sullo sviluppo internazionale. E quindi su questa idea abbiamo costruito il nostro sistema di competenze che parte da metodi applicati dalle grandi aziende, ma che abbiamo poi messo a punto specificamente per realtà manifatturiere di piccole e medie dimensioni. È interessante capire se alla fine, guardandovi indietro, siete dove pensavate di essere dopo 7 anni, oppure un po' come sono cambiati i percorsi rispetto a quanto era previsto. Beh, diciamo, come sempre gli obiettivi sono ambiziosi, quindi poi si possono raggiungere più del previsto, raggiungere meno del previsto. Diciamo che facendo un bilancio su questi primi 7, quasi 8 anni, possiamo dire che abbiamo una realtà che conta più di una ventina di collaboratori, di cui 5 persone assunte a tempo indeterminato. Abbiamo una nostra società a Mumbai e abbiamo dei collegamenti a livello internazionale importanti, quindi in paesi come la Turchia, il Brasile, l'India, appunto la Cina, adesso stiamo cominciando ad andare nel Medio Oriente, perché abbiamo fatto tante cose. Sicuramente si poteva fare anche di più, però ci riteniamo ragionevolmente soddisfatti. Allora, prima parlavi di innovazione, servizi innovativi. Quanto è importante l'innovazione e come mai anche in qualche maniera se ne parla così tanto in questo momento di innovazione? Beh, perché l'innovazione, in particolare per le aziende manifatturiere, i nostri clienti, è l'unico modo per far sì che rimanga una manifattura in Italia, in particolare nel nord-est. La manifattura utile per fare prodotti standard ripetitivi non serve più, perché li fanno già in Cina, in Vietnam, in India. Qui serve una manifattura innovativa continuamente, quindi che non vuol dire solo innovazione di prodotto, ma anche innovazione di processo, innovazione di modello organizzativo, innovazione di catena distributiva, innovazione di tecnologia dappertutto. Quindi l'innovazione diventa la ragione d'essere dell'impresa. Senza innovazione qualsiasi impresa a un certo punto poi sparisce. Bene, bene. È interessante allora, per quelli che invece allora, stanno immaginando di partire con una loro impresa, qualche consiglio oppure qualche elemento su cui porre particolare attenzione? Ma allora, se facciamo un bilancio anche del periodo, no, che è stato colpito da una grande crisi, no, si può anche prendere come lezione positiva chiedendoci quali sono le aziende che hanno superato questa crisi e penso che questi insegnamenti possano essere utili anche per chi un'azienda vuole fondarla, no, per una startup. E quindi credo che gli elementi fondamentali siano da un lato la chiarezza della visione, no? Quindi avere idee molto chiare su quello che si va a fare e la capacità anche di scremare tutte quelle che sono le idee, che di solito sono tante, per concentrare le risorse, che invece spesso sono poche, sulle idee migliori. Quindi magari farsi aiutare anche fin dall'inizio, no? E anche la Fornace aiuta in questo senso, a capire dove mettere il tempo, il denaro e l'energia. E poi perseverare. No? Quindi direi queste tre parole chiave. Da un lato quindi avere tante idee, avere la capacità di scernere, quindi tirar via tutto quello che non è veramente importante, e poi su quelle 2 o 3 cose fondamentali perseverare nel tempo. Diciamo un approccio alla Lean Startup. Esattamente. Imparare a scartare rapidamente per le poche risorse focalizzarle. Esatto. Nicola, grazie allora e buon lavoro. Grazie a voi.